Noi siamo qua al complesso Maestri, una delle zone pubbliche più compite dagli eventi atmosferici di giovedì scorso. Adesso abbiamo... Sì, secondo lei, Sindaco, riuscirete ad aprire le scuole in tempi normali o ci sarà qualche ritardo nell'apertura? No, presumibilmente non ci saranno problemi o ritardi perché abbiamo già iniziato sia all'esterno, come già vedete, che anche all'interno, dove ci sono alcune altre cose da sistemare. Praticamente il vento entrando dalle finestre, dai finestroni, abbattendo i finestroni, dopo ha sollevato il tetto dall'interno, come succede spesso in questi casi, asportando gran parte della guaina in copertura e del tavolame. Una delle poche zone che era sana praticamente del Paravigor è stata recentemente colpita, altre strutture molto più ammaliorate invece hanno retto l'urto del vento senza problemi. Ma i danni alla scuola sono determinati dal tetto che ha colpito la scuola? I danni alla scuola sono determinati sia dal tetto del Paravigor, che è andato ad impattare appunto sulle falde del tetto della scuola maestri, che anche altri danni causati proprio dal vento, agli infissi, ai lucernai e quant'altro. Qua siamo all'interno della Elia Maestri e praticamente il vento è entrato da questo infisso che l'ha divelto e ha fatto danni anche all'interno di questa struttura o no? Parte i lucernai e allagamenti, perché praticamente è entrata l'acqua un po' ovunque. Dopo altri danni sono sulle porte d'emergenza, anche quelle divelte dal muro praticamente, e i serrandoli, insomma, oltre ovviamente a tutto il tetto, la parte più colpita. Comunque al 99% le scuole inizieranno regolarmente. Sì, dopo 2 giorni abbiamo già iniziato il cantiere di sgombero, abbiamo messo in sicurezza e tutto. Quindi, riesce anche a quantificare l'entità del danno economico? No, attualmente no. Almeno solo per la Maestri sono centinaia di migliaia di euro. Però. Sì, calcolando solo il tetto praticamente tutto. Per il Paravigor ovviamente per il momento ancora non riusciamo a stimare. E sarà una spesa esclusivamente a carico del comune o una curiosità? Noi abbiamo già attivato la nostra assicurazione, in questo caso per valutare i danni e quant'altro. Dopo spese sono principalmente a carico del comune e speriamo che con lo stato di calamità tra la Regione Veneto e il governo insomma, ci assegnino dei fondi, perché effettivamente i danni sono ingentissimi anche su altre strutture. Tranquillamente passiamo il 1 milione di euro solo di danni per le strutture comunali, tra cartelli, scuole, perché il tetto del Paravigor a questo punto è tutto da rifare, perché anche il pezzo con il fotovoltaico ancorato che ha fatto da peso e quindi non è riuscito a sollevare il vento, però sicuramente ha dei danni anche quelli. Il tetto quasi tutto da rifare, perché anche la parte nuova che avevamo appena rifatto l'anno scorso ha subito dei danni. Il tennis coperto, che anche lì sono danni ingenti su tutta la copertura che sarà da rifare tutta quanta sicuramente. Quasi tutti i cartelli divelti o rotti e in più tanti altri danni che stiamo ancora quantificando tra cimitero e altri edifici. Sì, il governatore ha già firmato con quel decreto, mi sembra, per calamità naturali. Stiamo ancora aspettando notizie in merito anche ai fondi messi a disposizione e quant'altro. Però è un fatto positivo che perlomeno bisogna... Per carità, dopo purtroppo queste cose sempre fatte in emergenza, dopo bisogna sempre valutare come andranno a finire.
Siamo all'interno del tennis coperto dove il vento, il forte vento ha creato gli stessi problemi che ha creato nel Paravigor, cioè ha sfondato tutte le vetrate perimetrali e una volta che l'aria è entrata ha sollevato il tetto da dentro verso l'esterno, insomma, ecco. Adesso le falde colpite sono state parecchie, quindi tutto il tetto è da rifare, tutto il tetto è malorato, ha avuto danneggiamenti e dobbiamo procedere anche al recupero di tutto il materiale che è volato fuori dal tetto e quindi anche lì dobbiamo fare una bonifica e una pulizia di tutte le aree limitrofe, oltre che dell'interno di qua tutta la zona. Anche qua come sul Paravigor abbiamo già contattato una ditta e contiamo entro la prossima settimana di iniziare anche qua la messa in sicurezza e la rimozione di tutte le parti pericolanti e appunto una copertura provvisoria per evitare nel caso di maltempo, di pioggia, che si riempia d'acqua. Abbiamo visto un po' i luoghi più colpiti per quanto riguarda gli edifici pubblici dal temporale di giovedì. Adesso qua siamo al Parco Perla dove i volontari della protezione civile stanno rimuovendo gli ultimi alberi pericolosi che sono qua per terra. Diciamo che è stato un lavoro intenso in questi giorni, quindi va un merito grandissimo a questi volontari e anche ai volontari di Porto Tolle, Corvola e Occhiobello che in questi giorni hanno dato supporto alle nostre squadre e che hanno lavorato alacremente insieme anche e soprattutto ai vigili del fuoco sia di Adria, Rovigo, Este e anche a tutti gli altri tecnici e forze dell'ordine che ci hanno aiutato in questo importantissimo evento. Grazie anche a tutti quei cittadini che insomma hanno capito che c'era bisogno di tutti per superare questa situazione, quindi ci hanno dato una mano o magari si sono un po' sistemati, arrangiati e capisco che in tanti hanno ancora dei disagi legati soprattutto all'energia elettrica, però siamo in costante contatto con Enel, stanno lavorando i tecnici anche oggi per riuscire a ripristinare tutti quei casi puntuali che derivano piuttosto da un'interruzione di un filo che similare, insomma. Adesso dopo faremo ancora una conta dei danni, vi ricordo che c'è il modulo da scaricare sia sul sito che anche disponibile in cartaceo presso la sede municipale per la raccolta dei danni in caso, insomma, quando poi ci sarà la calamità naturale e quant'altro, ci saranno dei fondi a disposizione, insomma, per poter accedere a questi fondi.